Gran finale per la 17ª edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana dedicato a Ignazio Buttitta e promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. Una settimana che ha visto l'arte nella sua più nobile espressione, quella della pittura, ma anche della ceramica artistica, l'arte musicale con il primo Festival della canzone siciliana dedicato a Rosa Balistreri. L'arte come opera dei pupi della legalità e poi naturalmente il tema centrale del premio Buttitta, ovvero la letteratura. Ancora una volta lo staff organizzativo del Centro Culturale Renato Guttuso è riuscito a coinvolgere le forze intellettuali e sociali che operano nel territorio e realizzare quello che effettivamente è l'evento culturale più importante della nostra provincia. Noi con questa manifestazione vogliamo buttare un seme ai giovani, un seme di speranza. Speriamo che germogli e crescano frutti veramente buoni. Sicuramente un grande riconoscimento per l'impegno sociale all'AIDO, l'Associazione Donatori Organi. Siamo grati di questo grande riconoscimento e ci dà ancora di più la forza per continuare con il nostro impegno. I soci sono poi gli stessi che hanno ricevuto gli organi, un doppio impegno e una cosa più bella da trasmettere agli altri. Sicuramente, io e Lenzo, lui come presidente, io come vicepresidente, siamo due trapiantate, quindi dobbiamo lottare fino alla fine perché sappiamo cosa significa soffrire e poter rinascere a nuova vita. Un premio, un riconoscimento per la creatività che ha come oggetto e soggetto la sabbia? Eh sì, decisamente, devo dire che è un piacere per me questa sera essere qui, ritirare questo prestigioso premio. Quando mi è stata comunicata la notizia stentavo a credere, però devo dire che è veramente un grande traguardo per me. Com'è che la sabbia prende forma e diventa viva? La formula è semplice, io comando ai granelli di sabbia di ubbidirmi e loro lo fanno. Non solo il lavoro di giornalista, ma anche il riconoscimento per l'impegno e i valori col tuo lavoro che riesci a portare avanti. È sicuramente un premio che ti spinge sempre di più a fare meglio e ad abbattere tutte quelle barriere che possono ostacolare la vita di chi è costretto a stare in carrozzina, a muoversi anche per raccimolare una notizia attraverso la carrozzina. Un premio Angelo Sicilia per i suoi pupi, ma sono dei pupi particolari. Non c'è Rinaldo, non c'è Orlando, non c'è il Saladino e nemmeno la bella Angelica. Ci sono le figure importanti della Sicilia, chi ha speso la propria vita e l'ha persa per la legalità. Da circa ormai 20 anni raccontiamo nei palcoscenici nostri in pratica i pupi antimafia, cioè i pupi senza armature che non hanno bisogno appunto di brandire delle armi, ma loro hanno la grande forza della parola, come diceva Peppino Impastato, e questo ciclo epico racconta appunto in una decina di spettacoli proprio questa grande e appassionante vicenda dei siciliani che hanno combattuto contro la mafia.